Ma guarda, una delle masterclass, se vogliamo, più interessanti. La degustazione alla cieca è sempre qualcosa di estremamente sorprendente. Emergono delle situazioni e dei contesti dove il pseudo esperto spesso e volentieri prende delle cantonate enormi. Qualità dei vini molto molto elevata, alcuni vini secondo me abbastanza riconoscibili, non tanto come azienda certamente, ma come collocazione geografica, come denominazione. Altri vini molto ma molto più difficili. Lo Chardonnay spesso si sentiva, anche se in versioni molto molto diverse, ecco. Soprattutto sui vini, diciamo, fuori dalle zone più conosciute, quindi all'esterno del Trento DOC e della Franciacorta. Molto interessante la nota sulfurea vulcanica, per esempio, dell'ultimo vino, che magari non poteva certamente essere identificato come produttore, come zona, però si sentiva un territorio diverso rispetto alla massa dello Chardonnay. Altro vino abbastanza identificabile dal mio punto di vista era il Satèn, dove la morbidezza, quella nota un po' mielosa, emergeva. Per il resto la classica dimostrazione che lo Chardonnay è un vitigno principe tra quelli adatti alla spumantizzazione, e io aggiungo anche non solo.